ad uno vorrei che salissero. Il primo che vorrei sul palco porta il nome di Crono. Crono lo vorrei sul palco, un po' di casino per lui, grazie. Bello regà, come state? Bella Crono, avrai 30 secondi di presentazione. Il beat secondo me può andare bene. 3, 2, 1, facci sentire. Mi sono allenato per anni ma nell'aldilà, solamente per fare queste rime qua di qualità. Io vengo dal futuro ed inoltre faccio del rap. A sinistra vede il dottore, dall'altro il dottor Vegapunk. E così che va, alla fine quando arrivo sì, vi rappresento le vere skills di MC. Il segreto del freestyle lo tengo nella tomba, voi lo scoprirete il giorno in cui finisce One Piece. E così che va, alla fine va così, tornito sul beat è un vampiro come il Sting. Gli avversari che mi sfidano si sacrificano a vuoto dicendo tutti quanti addio Tenzing. Yes, yo, questo era Crono. Ho dimenticato di dirlo, Crono è catanese mentre Joshua è da Palermo, o sbaglio? Da Palermo, abbiamo portato gente da tutta la Sicilia. Sulle mani, su. Mandami il beat per favore, così li coinvolgiamo. Aspetta un attimo Joshua, vorrei che mi facesse un 3, 2, 1 tempo a tempo. Come si fa alle battle? Quindi tutti, 3, 2, 1. Chi è fan di Blur alzi la mano. I miei avversari li mando nell'oblio. Sono venuto a Catania da Palermo solo per dirvi che Huge Cock l'ho fatta io, yeah. Ma alla fine non so che dire, alla fine quando rappo sai che ti porto lo stile. La strada per venire nell'area palco alla fine sapete che era più storta della sigaretta di Gigan. Ma va bene, ok, ci sta, è roba mia. Sai che quando parto ti porto la mia energia. Che alla fine io sono Eren, la mia diva ha fatto il cosplay di Mikasa. Mikasa è tu casa mia. Yes, yo, questo era Joshua. Un po' di casino ancora, grazie fratello. Il prossimo è Faber sul palco, grazie. Abbiamo Faber direttamente da dove sei tu? Da dove vieni? Qua dietro. Da qua dietro, quindi proprio da qua, lui dorme qui la sera. Il beat ce l'abbiamo, mandali che io lo faccio fare al pubblico, as usual. Ok. Dovremmo essere sulla quartina, quindi tutti al 3, 2, 1, tempo! La gente chiama e Faber risponde, aumento il mio livello, Vegeta la M in fronte. Forte del fatto che per essere forte non devo fare niente, sono forte ad ogni contest. Voglio in alto le mani, ho le tette di Nami. Una mela al giorno leva il medico di torno, no. Il mio doc è uno Shinigami. Quando arrivo te lo giuro spacco il gioco. Io sono un figlio del Netra, sono furioso. Ogni demone come poi dura poco. Sono un figlio dell'Etra, pilastro del fuoco. Ok, questo era Faber. Da dove vieni? Presentati, grazie. Siracusa City. Direttamente da Siracusa. Ce l'abbiamo, mandaci il beat, Yeo. Mi fate ancora un po' di casino per Chain, grazie. Attendiamo che parte il break. Yeah. Insieme al 3, 2, 1. Voglio tutti sulla mano quando stringo il micro. Il dottore incavolato aspettava in arrivo, ma io ho visto 6 skate amico, quindi il mio concetto di tempo è molto relativo. Non me ne fotte, sai che sono il meglio divertente. Sulle mani da tutta la gente, qua sono in mezzo alla mia gente. Sono il primo Pokémon con il bonus ambiente. Diciamo fratello che ci può stare, mano alzata sempre raga sulla strumentale. Hai capito Reppo su via, oggi attacco on Titan in casa, oggi questa è casa mia. Ok, questo era Chain. Sul palco, grazie. Il caro Andrea, benvenuto. Anche lui già visto su questo palco. Di dove sei tu Andrea? Biancavilla, quindi il Pokémon stavo dicendo calzato prima. Esatto, Biancavilla come Ash Ketchum. Ci siamo allora. Questo è Soka One. E allora sapete già come funziona. 3, 2, 1. Ok, sto cazzo, di rime sono un calcio, tipo il saggio delle 6 vie. Sono venuto al comics, ho visto così tanti cosplayer che torno a casa e perdo 7 diottrie. Non lo so, cosa devo dirti, i miei versi si pestano, anche arriva e si calpestano, fanculo a quelli che ne pensano. Oggi c'è caldissimo e per l'occasione io sono Escanor. Non lo so cosa devo dirti bro, però comunque l'avversario è sempre una merda.
lo rispetta. C'è il mazzo che ha i pugni nelle mani, io invece ho le pance nella testa. Ok, questo era Soga One, ma è comunque un ottimo freestyler, l'avete già visto anche lui su questo palco. Da dove cani, Tyler? Catania Centro. Catania c'è, ma centro? Confine con San Cristoforo. Confine con San Cristoforo, il più catanese del mondo. E allora un po' di casino per Tyler, il beat ce lo mandi grazie a Yeo, please. Yeah. La mano al cielo, please. Ormai sapete già come funziona, everybody. Io chi mi sfida gli apro la testa come un cocomero. Io purtroppo sono povero. Sono venuto qui per vincere il premio, uscire e convertirlo in carte Pokémon. È così che va, alla fine a me fare sta roba non mi stanca. Alziamo tutti quanti un dito medio verso quelli che fanno gli spoiler dai manga. È così che funziona. Quando facciamo freestyle siamo veri, siamo seri. Sono qui per darvi una finale che non fa cagare come ieri. 30 secondi sono finiti. Hai ragione. Basta. Sì, hai ragione, avevo il dubbio che te ne avessi fatte fare solo due, scusami. Un po' di casino ancora per Tyler. E per me che siamo solo alla presentazione già ho fatto la prima cazzata. Sì, vogliamo Beppe sul palco, grazie. Abbiamo Beppe direttamente da Messina, ho detto bene? Fatto, però grazie. Ciao, Esattamente, raga. un po' di casino per Beppe. Bellissimi. I ragazzi si sono sbattuti, hanno fatto strada. Prima Shane diceva che mi ha fatto arrabbiare perché ha fatto strada, in realtà mi ha fatto felice perché ha fatto strada. Il ragazzo è venuto da Fanculonia apposta per noi, quindi ancora più casino per chi si è sbattuto e ha fatto strada per essere qui, per cantare per voi. Un po' di casino ancora, grazie. Ci siamo? Yeah. E allora 3, 2, 1. Ok, sulle mani erette per Beppe, lo sanno tutti quanti che il numero perfetto è 7. I treni in Sicilia fanno così cagare che fai prima a correre, come quello in Subway Surfer. Entro sopra la traccia, sopra la track. Facciamo freestyle solo se ci va. Onestamente fatti spacco fra ogni rapper che mi sfida, però lo manderò sull'aldilà. Ok, faccio queste rime sempre a caso. Sopra questo palco, raga, ci sono spawnato. Vorrei fare una domanda ad Anastasio, ma tu dopo tutti questi anni ha un nassato. Ok, questa era Beppe, bella frate, scusami. Dodo sul palco, un po' di casino per Dodo, grazie. Da dove vieni, Dodo? Da Urbina. Da Urbina City. Mi fai una prova col microfono, per favore? Prova. Mi sentite? Ci siamo, si sente bene fuori? Che qua si sente tutto molto forte, però penso si senta bene. Mi sembra di sì. Visto che si sente, allora sentite. 3, 2, 1, tempo! Fate un urlo se vi piace il rap. Alla fine fra io sono già finito. Vuoi rubare tutto un po' come Lupin, ma io ruberò il cuore della cosplayer di Fushiko. Non me ne fotte un cazzo e bare. Questa roba frate sai che poi richiama. Alla fine se ne ho fatta di strada. Alzate tutte le mani, carichiamo la Genkidama. Non hai capito, è tutto. Alla fine frate sembra un trucco. Vedo cosplayer di Naruto, le porto a casa. Tecnica era il no jutsu. Ok, questo era Dodo. Ancora un po' di casino per lui, grazie.